anche questa mattina la dottoressa la dimensione trasversale dello sviluppo locale, che non è riconducibile a una specifica tipologia di azione, e soprattutto uno sviluppo locale che emerge esclusivamente dalla volontà degli attori del territorio. Questo mi pare che sia l'elemento caratterizzante e forte dell'esperienza degli ecomusei, che la legge quadro nazionale non può non tenere in considerazione, perché è uno degli elementi fondanti. Si è detto che questa nostra legge quadro nazionale è necessariamente una legge che dovrà lavorare sui principi generali, non potrà necessariamente entrare nel dettaglio, ma sicuramente alcuni degli aspetti che non potranno non essere presi in considerazione alcuni aspetti sono in qualche modo emersi dal dibattito di oggi. La dottoressa Murtas ha parlato anche tante volte di qualità della vita, che è uno dei temi da cui nasce anche la Convenzione Europea del Paesaggio, qualità della vita che nasce dalle qualità dei patrimoni, dei saperi materiali e immateriali locali. E altra cosa che sicuramente non può non essere presa in considerazione è una domanda che ci siamo posti più volte e che comunque i parlamentari che dovranno approvare la legge si porranno: a che cosa servono nella società di oggi gli ecomusei? Noi non abbiamo bisogno di essere convinti, io mi metto dalla vostra parte, dell'utilità degli ecomusei. In realtà i nostri interlocutori non sempre hanno la stessa sintonia su tematiche che necessariamente hanno delle ricadute fondamentali dal punto di vista sociale, ma qualche volta non necessariamente dei riscontri operativi e pratici terribilmente tangibili come qualche volta è richiesto. E su questo credo che sia importante sviluppare quanto già si è detto questa mattina ripetutamente, e devo dire che è anche presente nel preambolo del documento che l'Associazione degli Ecomusei ha predisposto l'anno scorso, che è intitolato Manifesto Strategico, che nella sua premessa, mi permetto di leggerlo perché mi pare fondamentale, perché ci riconduce a una parte finale del nostro dibattito che probabilmente verrà ripreso questo pomeriggio, sembra essere del tutto fondamentale per il futuro degli ecomusei. La rete dice, e devo dire condivido personalmente il punto di vista, pur rimarcando i principi che hanno delineato le finalità della rete fin dalle sue origini, con questo documento si intende contribuire alla nascita, ma anche allo sviluppo e all'evoluzione di esperienze ecomuseali che sappiano favorire modelli virtuosi per lo sviluppo locale sostenibile. Il nuovo orizzonte degli ecomusei dovrà essere rappresentato da una museologia sempre più impegnata nella ricerca di strategie alternative di sviluppo locale, legate cioè alla domanda di cambiamento emergente dalle comunità, una museologia che intende stimolare la gestione e l'uso del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico per lo sviluppo locale e comunitario, attraverso la formazione di risorse umane responsabili, ossia di attori consapevoli del proprio sviluppo. L'ecomuseo vive a prescindere dalle collezioni, esiste perché lavora partendo dalla centralità di un patrimonio speciale, le persone, mobilitandone la sensibilità e gli intendimenti. Questo preambolo del documento strategico mi pare che possa essere, come dire, preso ampiamente a fondamento dell'ispirazione della legge quadro nazionale. Si tratta di principi di carattere generale che, devo dire, come è stato detto, hanno saltato quelle che poi sono le radici, i fondamenti dell'attività degli ecomusei, per arrivare a quella che è l'evoluzione che oggi l'ecomuseo già vive in parecchie parti d'Italia, e che tra l'altro qui accanto a me lo stesso dottor Tombolo questa mattina ha manifestato con una definizione di ecomuseo che io considero certamente un pochino provocatoria, l'ho anche detto durante l'ora del pranzo, cioè ecomuseo come agenzia di sviluppo. È un po' forte onestamente, ma in realtà, pur fermandoci al tema dell'ecomuseo nelle sue caratteristiche, una delle caratteristiche principali non può che essere quella ricondotta nel preambolo, cioè quella di essere un motore di sviluppo locale. Certo, la strada della legge non è facilissima, perché pur restando sui principi di carattere generale, comunque qualche cosa che abbia un senso di chiarezza andrà individuato, e il percorso è irto di ostacoli. Io mi limiterei a ricordare qualche cosa che il professor Masea ha già ricordato ampiamente questa mattina, cioè confrontando le leggi, quanto ci siano su alcune tematiche delle differenze che io direi possono essere considerate non necessariamente sanabili facilmente,
Mi riferisco per esempio al tema tutt'altro che trascurabile della definizione di ecomuseo, che, come è stato ricordato dal professore, mi permetto di ripetere delle cose già dette, ma mi sembra importante ricordarlo, la definizione è molto diversa nelle 12 leggi esistenti. Intanto in un paio di queste la definizione non c'è nemmeno. In altre, e cominciamo dal Friuli, l'ecomuseo è definito forme museali. Friuli e Sicilia, devo dire, definiscono l'ecomuseo nello stesso modo. Invece di sistemi museali si parla in Veneto, di istituti culturali in Sardegna, Toscana e Lombardia, di pratiche partecipate in Calabria, o infine quel tout court dell'Umbria che definisce l'ecomuseo come territorio e basta. Ecco, già questa variegata quantità di definizioni mette in luce quanto possa essere difficile arrivare a una sintesi in una legge quadro che necessariamente una definizione di ecomuseo dovrà dare. E su questo il dibattito con la rete degli ecomusei si è aperto subito, perché la rete degli ecomusei in effetti aveva, adesso non so se nella nuova versione c'è stato un ripensamento, immaginato di definire l'ecomuseo come un processo partecipato, mentre nei disegni di legge presso la Camera si parla di istituzione culturale, quindi diciamo sono approcci abbastanza diversi. Se mi permettete un accento personale, non ne voglio usare in questa sede, però credo di condividere il punto di vista che ha espresso il professor Masè quando, parlando della legge calabrese che utilizza la stessa definizione, ha giustamente sottolineato che non è una definizione di una forma istituzionale, ma una definizione di una modalità con la quale si attua, quindi forse qualche ripensamento ci vorrà. In ogni caso, ecco, io ritengo che questo aspetto dell'ecomuseo come motore di uno sviluppo basato sulle realtà locali, motore che nasce dalle persone che conoscono il proprio patrimonio grazie a un percorso che non si improvvisa, ma che è il percorso degli ecomusei, che non vado a raccontare a voi, che lo conoscete perfettamente visto che lo vivete tutti i giorni, debba essere al centro della normativa. Io però mi permetto di sottolineare, sempre per riportarci all'attualità dell'interesse anche della nostra amministrazione, del nostro ministro in particolare, a un tema che a voi è molto caro, ma che è caro anche a noi come Ministero dei Beni Culturali, che è quello del sistema museale. Voi lavorate in rete, giustamente si lavora in rete per un'infinità di motivazioni, certamente per le enormi sinergie che si possono acquisire nel momento in cui non si lavora da soli, ma si lavora con altri soggetti, sinergie che possono essere anche legate a motivazioni di tipo economico. Per quanto riguarda il Ministero, voi sapete che recentemente il Ministro Franceschini ha avviato una importantissima riforma dell'amministrazione che ha posto al centro dell'attenzione proprio il tema dei musei. E tra le altre cose uno degli obiettivi che persegue la riforma del Ministero è quello di pervenire in tempi ragionevoli a un sistema museale, prima regionale e poi nazionale, laddove per sistema museale non si intende l'insieme dei musei dell'amministrazione statale, ma l'insieme dei musei presenti sul territorio. Ovviamente la legge, così come è nata, parla di musei genericamente, certamente l'obiettivo è quello dei musei, fra virgolette, tradizionali. Però mi sembrerebbe molto interessante cercare di avviare, laddove possibile, forse su questo la Rete Nazionale degli Ecomusei ci può essere d'aiuto, qualche progetto pilota in cui si possano sperimentare modalità di collaborazione tra musei, fra virgolette, tradizionali ed ecomusei. E elementi di tangenza non possono che essere rintracciati in tante cose che ci accomunano. Certamente, e voi lo sapete, visto che vi occupate anche di questa materia, il museo tradizionale ormai da qualche anno, devo dire da qualche decennio, ha spostato il centro dell'attenzione dalla conservazione delle collezioni al tema del pubblico. Il museo, che vuole essere un museo contemporaneo, pone al centro della sua attenzione proprio la presenza del pubblico in termini di partecipazione e di condivisione. La tematica della partecipazione alla cultura e ai movimenti culturali e alla partecipazione, alla fruizione della cultura è una tematica, come credo proprio Tongolo ha ricordato stamattina, è stata fortemente messa in evidenza con la Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, e da allora cerchiamo di applicarla in tutti i settori del patrimonio culturale.
Ora, la partecipazione voi la attuate come ecomusei, come vostro DNA. L'ecomuseo non può che essere partecipato, altrimenti non è. Il museo probabilmente non si è posto sempre in questi termini, ma su questo noi lavoriamo già da tempo, perché riteniamo fondamentale che il fruitore del museo sia anche attore. Mi posso permettere di ricordare una minima esperienza che si può considerare parallela, certamente non sovrapponibile alle esperienze di mappe di comunità, ma che nei nostri musei si fanno, di partecipazione. Qualche anno fa dovevamo inaugurare nel Palazzo di Capodimonte a Napoli una nuova sezione che aveva riallestito degli ambienti che erano stati trasformati, ma con il riallestimento di arredi che erano utilizzati dalla famiglia reale borbonica negli appartamenti al mezzanino, dove abitavano veramente, non abitavano nelle sale ufficiali, ma abitavano in appartamenti più borghesi. È stato tutto riallestito senza alcun tipo di didascalia, senza alcun tipo di segnaletica, senza nessun tipo di apparato di comunicazione. Abbiamo fatto un bando con il giornale napoletano al mattino per chiedere dei volontari che partecipassero a un progetto che consisteva nell'andare dentro e raccontare quello che loro sapevano o comunque pensavano di sapere, soprattutto quello che volevano sapere da parte di chi allestisce il museo. Quindi il pubblico ha detto quello che si riteneva dovesse essere interessante per gli altri, ha chiesto di essere in qualche modo informato su delle questioni. L'aspetto interessante è che dall'esperienza di partecipazione è nato un piccolo conflitto con gli storici dell'arte, perché il punto di vista dello storico dell'arte tecnico era assai diverso in termini di comunicazione rispetto a quello del pubblico, però la mediazione ha portato poi a dei risultati abbastanza interessanti. Quindi diciamo che i nostri musei comunque sperimentano modalità di partecipazione del pubblico che in qualche modo possono essere uno dei tratti di unione tra l'ecomuseo e un museo tradizionale. Io tenterei di arrivare a conclusione riprendendo un argomento che anche questo è estremamente importante, che è stato oggetto delle ultimissime battute del dibattito, che poi è stato bloccato perché è arrivata l'ora del pranzo, che era quello dell'autofinanziamento, della sostenibilità economica prima e dell'autofinanziamento poi. Questo argomento, che certamente è fondamentale, non può essere trascurato, sia pure non può essere oggetto naturalmente della legge quadro nazionale, ma non può non essere presente all'interno di un quadro strategico di promozione degli ecomusei. Ma quello che è uscito fuori questa mattina è sembrato estremamente importante. Da un lato le esperienze di ecomusei che diventano motore di sviluppo locale e che producono delle microeconomie che comunque alla fine si autofinanziano, e questo è un aspetto, direi, di carattere fondamentale, ma di cui abbiamo già parlato. Ma l'altra questione, che è stata sollevata anche questa dalla dottoressa Murtas, è quella legata proprio all'autofinanziamento della struttura ecomuseo tout court, che naturalmente è un obiettivo non raggiungibile al 100%. Questo mi pare più che evidente, ed è stato giustamente ricordato che tutti i musei, tutti i nostri musei, ma anche il Louvre, il British, il Metropolitan, nessuno dei grandi musei, ma neanche dei piccoli, si autofinanzia, c'è sempre un contributo esterno, in buona parte contributo pubblico, e credo che questo sia ineluttabile, perché si tratta di un servizio di utilità pubblica che viene reso e che quindi a cui giustamente partecipa lo Stato. Però è altrettanto vero, e questo credo che da qualche parte non può non essere presente in una normativa quadro nazionale, è che ci vuole, come è stato anche detto, una parte di autofinanziamento promossa dalla stessa struttura dell'ecomuseo, sia in termini di percentuale sempre crescente, ma soprattutto perché questo dimostra che c'è un'iniziativa che in qualche modo è creduta, è un'iniziativa alla quale ci si applica, altrimenti il rischio che qualcuno ha evocato, che l'ecomuseo sia soltanto un'occasione per avere un po' di contributi regionali e poi basta, rischia di essere molto serio. E certamente questa prospettiva metterebbe in grande difficoltà un'ipotesi di legge quadro, perché non credo che nessun parlamentare oggi, nel momento in cui l'Italia vive la crisi che conosciamo, si possa considerare disponibile immaginare una legge che possa consentire dei finanziamenti, sia pure a livello regionale, in maniera indiscriminata. La legge regionale del Friuli prevede una quota di autofinanziamento ed è una cosa fondamentale per qualunque normativa dovesse uscire fuori anche da altre regioni, proprio per premiare gli ecomusei che sono anche attivi in questo settore, non semplicemente iniziative magari interessanti, ma che poi alla fine dimostrano una scarsa capacità di gestione da parte di chi queste cose
ha in mano. Quindi io non posso, mi dispiace dottoressa Auriemma, raccontare i contenuti della norma perché in realtà è del tutto fluida e non è il momento opportuno per farlo, però credo di avere dato qualche elemento anche per il dibattito successivo, riprendendo alcune tematiche che abbiamo sviluppato stamattina. E con questo per il momento ho terminato, salvo che poi dopo qualcuno non voglia chiedere qualcos'altro. Grazie.